Via libera dalla Commissione europea al decreto liquidità per le imprese. In particolare la Commissione considera le misure previste nel decreto legge coerenti con la normativa europea sugli aiuti di Stato. L'Associazione Bancaria Italiana ha già avvisato con una circolare gli istituti di credito, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato online il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25.000 euro. Per il primo trimestre del 2020 l'ufficio studi di Confcommercio stima una riduzione dei consumi del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare a marzo la caduta è stata del 31,7%. L'associazione di categoria stima inoltre un calo del PIL del 3,5% nel primo quarto del 2020 su base annua e del 13% nel mese di aprile. Per Confcommercio, senza lo strumento dei trasferimenti a fondo perduto, si corre il rischio che l'eccezionale liquidità non sarà realmente richiesta, almeno dai soggetti più deboli, lasciando ferite permanenti nel tessuto produttivo e rendendo meno vivace la ripartenza. A marzo 2020 i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati dell'1,4% rispetto ad un anno fa. Lo rende noto l'ABI nel rapporto mensile. L'incremento rispetto al dato di febbraio 2020, quando l'aumento era stato dello 0,5%, è riconducibile agli effetti delle diverse moratorie attivate a marzo e al maggior utilizzo delle linee di credito. Le sofferenze nette a febbraio 2020 sono state 25,9 miliardi di euro, in calo rispetto ai 33,6 miliardi di febbraio 2019 e ai 54,5 miliardi di febbraio 2018. Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette raggiunto a novembre 2015, la riduzione è di circa 63 miliardi. Oltre 660.000 domande o comunicazioni da parte di famiglie e imprese per un totale di 75 miliardi di euro di finanziamenti residui interessati dalle moratorie sui prestiti fino al 3 aprile, è quanto emerge dai primi dati raccolti dalla Task Force per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità per l'emergenza Covid-19. Sono circa 437.000 le domande o le comunicazioni inviate dal mondo imprenditoriale e accolte dalle banche e 227.000 quelle di famiglie e professionisti.